Eccoci di nuovo collegati, amici di Fanner, qui sul campo del Garbaglia, dove le squadre stanno facendo di nuovo il loro ingresso in campo per disputarsi questo secondo tempo di questa 17ª giornata della Serie A. Vi abbiamo lasciato con un parziale di 1-0 durante la prima frazione di gioco, una partita dove forse con tutta probabilità la Roma ha fatto vedere qualcosina in più dal punto di vista anche della manovra e dell'intensità. Non per questo i ragazzi di maglia giallorossa sono in vantaggio per 1-0. Ricordiamo anche una grandissima traversa colpita sullo 0-0 da parte del De Angelis, con un tiro dalla propria difesa di Battaglia. È ripreso intanto il gioco con la Roma che ha battuto e adesso prova subito a lanciare avanti. Roma che adesso attaccherà, come avrete voi intuito, da destra verso sinistra, e De Angelis logicamente che risponde dall'altra parte. Il tiro, il palo e la palla che termina fuori. Un'azione incredibile, un tiro incredibile stampatosi sul palo che ha attraversato tutto lo specchio della porta per terminare poi fuori. Vicinissima al raddoppio in apertura di ripresa la squadra della Roma Calciotto. Non se l'aspettava nessuno questa conclusione, veramente per poco. Comunque, si ritorna con il De Angelis in possesso di palla. Il lungo rilancio alla fine controlla Meddi. È entrato in campo anche il giocatore Roberto De Angelis, che adesso vedrete scendere qui davanti alla nostra postazione. Qui c'è un fallo giustamente sanzionato dal direttore di gara, con Alfonsi che va a dare una mano, a rialzarsi. Attenzione il tiro, si stava giocando ma praticamente in maniera non ufficiale. Ancora qualche problemino per il giocatore della Roma a terra. Si tratta di Liotti, speriamo nulla di grave, zoppica un po'. Ricordiamo anche che oggi per la prima volta in questa Lega sono in campo, o meglio, sono tra campo e panchine presenti 3 arbitri, di cui uno appunto tra le 2 panchine controlla che la situazione non degeneri, come è capitato in alcune partite della scorsa settimana. Tornando sul terreno di gioco, c'è la Roma che sta per battere questo calcio di punizione, battuto adesso, la palla davanti, il controllo del numero 11 che ricomincia da dietro, l'inserimento di Pisapia, la palla dentro e poi appoggia in calcio d'angolo il difensore del De Angelis, ma ancora brividi. È salito anche Paoli, palla battuta bassa dentro. Di testa, anticipa, poi di nuovo De Angelis in possesso di palla, Alfonsi, il controllo, si guarda attorno con un colpo con l'esterno del piede, cercava di allargare, non ci è riuscito. Zani con l'esterno, va a lungo, oltre la metà campo. Valentino mette giù molto bene Valentino, poi lancia lungo, capisce tutto qui il difensore della Roma, che fa ordine e riparte adesso per vie centrali con il suo numero 11, la tiene ancora, tiro rimpallato da De Angelis, poi la palla a sinistra su Zappellini. In realtà si trattava di cross. De Angelis controlla, poi appoggia su Valentino, che guarda avanti a sé, fa partire il cross, intercettato con il petto, ancora una volta a metà strada il cross di Valentino. Lungo la fascia destra il pallone offerto al numero 10, Liotti, che non ha controllato e la palla si è perduta oltre la linea bianca dell'out. Zani ancora su De Angelis, ancora su Valentino, può avanzare un po'. Meddi torna su Valentino, ora Meddi guadagna un fallo laterale
da quella parte. Battuto da Zappellini, però c'era stato un intervento del direttore di gara. Vediamo che cosa dice. C'è da ripetere, probabilmente il punto di battuta non era esatto. E quindi ancora Zappellini, quindi con le mani rimette in gioco i suoi. Il tentativo di tiro da parte di Cioffi, respinto per il suo tiro. Ancora un fallo laterale, ha rimesso in gioco gli uomini in maglia nera. E poi l'appoggio completamente errato qui del difensore del De Angelis. Appena 5 minuti primi di gioco nel corso del secondo tempo, 1-0 per la squadra ospite, che con un palo per poco non trovava anche il raddoppio in apertura di secondo tempo, appunto. Azione un po' confusionaria da quella parte, era salita la squadra in maglia giallorossa, poi non se n'era fatto nulla, siamo già dall'altra parte, con la conclusione addirittura, coperto bene il primo palo da Goletti però. Goletti che invoglia, incita i suoi, poi con le mani appoggia molto male però, molto male la battuta di questo calcio di rinvio. Alfonsi mette giù la palla, si riparte da dietro, ancora con Alfonsi, davanti a sé, restituisce la palla, sempre l'alieno, lo cercano adesso in tutte le maniere, in tutte le salse. Il numero 6 continua a portare la palla, si trattava di battaglia, Meddi, Alfonsi con il destro, l'appoggio, eccolo, in possesso di palla, il tiro di Alfonsi, improvviso, respinto in calcio d'angolo, già battuto ancora su Alfonsi, e poi il lunghissimo traversone dall'altra parte che aveva anche controllato l'esterno d'attacco, ma non era riuscito a tenerlo in campo. Ancora un lungo rilancio con le mani e il De Angelis alla fine che fa ordine con il suo portiere. E può ripartire. Giacinti. De Angelis. Ancora Giacinti. È tornato dietro anche il giocatore numero 6, ovvero Battaglia. Ancora Battaglia, riceve, davanti per Meddi, che attendeva che la palla uscisse per guadagnare questo fallo laterale. Si ritorna dietro dalle parti di Zani, che con i piedi ci riprova a sinistra. Alfonsi torna indietro a prendersi la palla, Meddi allarga sul compagno di squadra, poi alla fine ancora Alfonsi, colpo sotto. Qualche problemino adesso per la Roma a riorganizzarsi, a riuscire. Chiaramente ricordiamo che con un gol sotto il De Angelis deve provare a fare la partita adesso. Grossa ha messo giù e allargato quasi bene, poi il campo era finito, Liotti non è riuscito a impossessarsi di questo pallone. Ancora Giacinti, la porta finché può, si guarda attorno nel frattempo, illude un avversario, poi allarga a sinistra. Ci riprovano per vie centrali con il solito Alfonsi che allarga molto bene dall'altra parte. Il controllo dell'esterno di centrocampo, palla che torna dalle sue parti, attende che termini fuori e guadagna il calcio d'angolo, già battuto, secondo palo, Giacinti già aveva preso la mira, poi il tiro alto di poco, bravo Giacinti qui. Riparte la Roma in mezzo al campo. Sarà fallo laterale per la Roma che ne approfitta per disporsi oltre la propria metà campo. Sul pallone Pisapia con le mani, quindi va a lungo a cercare l'ingresso in area di rigore. C'è stato un colpo involontario, si chiariscono i due giocatori, tutto a posto. E si riprende a giocare
con il De Angeli che tenta di distendersi sul terreno di gioco. Alfonsi in possesso di palla, prova, buone qui le finte del numero 6 del De Angelis, che torna dalle parti di Roberto De Angelis, presidente e allenatore di questa formazione. Buona adesso la manovra degli uomini in maglia nera con il numero 6 che prova da solo, poi si incaponisce e la perde tra due giocatori. Riparte la Roma Calcio 8 con la suola del piede, Pisapia controlla lungo il versante sinistro, partita comunque che rimane bella. Si ritorna avanti dalle parti del giocatore numero 11. Poi adesso hanno qualche difficoltà forse a mantenere il possesso di palla lì davanti gli uomini in maglia giallorossa. Indelicato, va a dar fastidio. Giacinti però si libera di lui, poi allarga molto bene su Roberto De Angelis che controlla il pallone, lascia partire un traversone interessante di testa, attenzione, la palla che termina al lato di poco. Buono lo spunto personale del terzino del De Angelis. Poi la palla che termina oltre la linea dell'out, battuto, Alfonsi si gira, appoggia con il piatto del piede, tiro ancora respinto, sarà calcio d'angolo. Non è così, non è così. Sembrava anche a noi ci fosse stata una deviazione, non l'ha sanzionata il direttore di gara, quindi Roma si rivà con Indelicato che mette giù il pallone, poi viene fermato. Troppo lontano, non chiacchiera, corri, non chiacchiera. E c'è un po' di caos adesso in campo. Si parte con la battuta di questo fallo laterale, la Roma con il suo centrocampista che controlla, si accentra, fa partire un tiro alto sopra la traversa. Giacinti. Sinistra su De Angelis, il cross deviato, si impossessa del pallone la squadra in maglia nera. Il tiro da fuori di Giacinti, si distende il portiere che allontana la minaccia. E poi Zani, presa sicura con le mani, appoggia a sinistra. Alfonsi. Si nota il temperamento adesso dei ragazzi padroni di casa. Purtroppo per loro ancora non sono riusciti a pervenire al pareggio. Quando siamo al 13° minuto di gioco, tutto fermo per calcio di punizione che verrà battuto dai ragazzi della Roma Calcio 8. Battuto lungo, svetta Giacinti, in qualche maniera la palla che torna nel giocatore tra i piedi del giocatore Alfonsi, si rivà a sinistra, di nuovo Alfonsi che adesso svaria in tutto il reparto centrocampo, palla lunga di petto, c'è una spinta sanzionata dal direttore di gara e sarà calcio di punizione. Ricordiamolo, da quelle posizioni il piede caldo di Alfonsi può sempre essere interessante. Intanto c'è qualche chiarimento in campo con i due direttori di gara. Fanno rispettare la barriera adesso ai ragazzi della Roma. Ancora in vantaggio, Roma ricordiamolo, ancora in vantaggio al 14°. Sono 3 gli uomini in barriera. Vicino a loro anche un giocatore in maglia nera. Ripetiamo, sul pallone c'è per il De Angelis c'è Alfonsi. Vicino a lui Giacinti, vediamo che succede, ancora qualcosina da chiarire. Arbitro che fa sistemare ancora al meglio la barriera della Roma.
ed è praticamente quasi tutto pronto, ma c'è ancora qualcosina. Eccolo il fischio del direttore di gara, Alfonsi, la rincorsa, il tiro alto. Non ci sono state deviazioni, per cui si riprenderà con un calcio di rinvio. Va con le mani in realtà il portiere, molto lungo, poi di petto capisce tutto il difensore in maglia nera su Battaglia, che ha appoggiato male, non ha trovato Alfonsi che cerca di andarsi a riprendere il pallone, forse un colpo in faccia, Alfonsi a terra, c'è l'intervento del direttore di gara. Si chiariscono i ragazzi delle due formazioni un colpo involontario che aveva colpito in un occhio o comunque in faccia il giocatore del De Angelis, nulla di grave fortunatamente. Chiaramente sono andati a sincerarci delle sue condizioni e si riprenderà comunque con un calcio di punizione per i ragazzi in maglia nera. Sotto di un gol al 16esimo sul prato del Garbaglia in questa 17ª giornata di campionato. Il lungo rilancio di Goletti mette giù, poi Gross si allarga con il mancino, appoggia sul compagno di reparto indelicato, Gross riceve ancora, interessante l'iniziativa personale, tiro respinto con le ginocchia dal portiere Zani. Abbiamo visto un Zani in ottima forma, tanto è stato chiesto un time out. Se non andiamo errati anche qualche interessante intervento c'era stato nel corso del primo tempo da parte del portiere Goletti. Quindi una interessante serata per gli estremi difensori delle due compagini. Vedete, ecco la terna arbitrale. Parlottare, ricordiamolo per l'ennesima volta, è la prima situazione in cui nella Lega, nella Serie A perlomeno, ci sono 3 direttori di gara in campo. In realtà 2 sono in campo e 1 controlla che tutto proceda al meglio dalle parti delle panchine. Quasi finito il time out. Secondo tempo per il momento è stato giocato piuttosto alla pari, forse il De Angelis ha mantenuto un po' di più il possesso di palla, è anche ragionevole, comprensibile, perché è la squadra in maglia nera che deve recuperare il match. Ricordiamo che in apertura di secondo tempo una traversa aveva impedito di raddoppiare comunque alla Roma. Tutto sommato sì, una partita sostanzialmente equilibrata, che riprende ora con questo fallo laterale dopo la concessione del time out terminato pochi secondi fa. 18 minuti primi, non proprio effettivi, ci sarà qualcosa da recuperare. Battuto questo fallo laterale, il giocatore Gross aveva tentato di controllare, non c'era riuscito, poi da fuori la deviazione, angolo. È giusta Luca, è giusta! Vedete Zani dannarsi nel tentativo di sistemare il primo uomo, l'uomo sul palo. Tanto il calcio d'angolo è stato battuto, ancora la Roma in possesso di palla, si gira bene qui l'attaccante, poi la conclusione da fuori. Alta. Dice che non c'è deviazione, quindi il direttore di gara. Di testa svetta l'attaccante, non riesce a mantenere il pallone in possesso dei suoi, quindi Goletti su Paoli, lungo, di testa, mette giù Giacinti, poi il numero 3 Lembo che si gira bene e appoggia sul portiere che con il mancino subito lancia i suoi. Ancora Lembo aveva combattuto da quella parte ed è riuscito a conquistarsi un fallo laterale con le mani già battuto, quindi ha colpito però le ginocchia del compagno di squadra che gli ha restituito un brutto pallone.
però sarà punizione, da qui non avevamo capito, è calcio di punizione anziché fallo laterale adesso. Sul pallone indovinate un po' chi va? Il solito Alfonsi. La distanza è proibitiva per provare in porta, però in questo sport e con quel piede tutto potrebbe succedere. 2 uomini in barriera per la Roma, Goletti che si sgola, la rincorsa corta di Alfonsi, il tiro non molto potente, rimpallato. E poi il pallone che è terminato oltre la linea dell'out, Roberto De Angelis non è riuscito a mantenerlo dentro. Fallo laterale quindi che sta per essere battuto in questo istante con Seferi che prolungava o perlomeno ha tentato di farlo il pallone. Qualche contatto, siamo dalle parti della bandierina d'angolo con Giacinti che controlla delicatamente il pallone con il petto, che allarga dall'altra parte, mette giù il terzino del De Angelis, addirittura prova la conclusione totalmente alta. 21 minuti primi, ci sarà qualcosa da recuperare, chiaramente è stato un time out, ci sono state alcune interruzioni da parte del direttore di gara, quindi ci sarà, ripetiamolo, da recuperare. Comunque la partita che è nel pieno vivo della sua storia, appena 1-0 il divario tra le due formazioni, però adesso attenzione, non riceve palla Seferi, ha messo fuori il giocatore in maglia nera. Ancora però qui c'è una tiratina di maglia giustamente sanzionata dal direttore di gara, più vicino con tanto di cartellino giallo a un giocatore del De Angelis. Posizione lì per un mancino che non è affatto male se si vuole tentare la conclusione verso lo specchio della porta. Sul pallone c'è, se non andiamo errati, Cossu col sinistro respinto dalla barriera, poi Zani con un saltello si impossessa della sfera, l'ha messa giù tra i piedi di Giacinti che già aveva appoggiato ad un compagno. Ancora Giacinti che riceve palla alla porta finché gli è possibile, poi allarga a destra, alza la testa il terzino del De Angelis, la palla bassa, ha intercettato il tentativo di passaggio, si combatte sotto la nostra postazione, si gira molto bene l'attaccante della Roma che riceve ancora, poi capisce tutto il giocatore Lembo che allarga su Alfonsi, ancora con un tocchetto riceve Alfonsi, prova con il destro a servire, fallo laterale già battuto, Battaglia appoggia sul compagno Alfonsi che cerca di servire dietro. Attenzione alla ripartenza della Roma, ha fermato il tentativo, però era stata interessante l'azione di Liotti. Buona adesso l'iniziativa del De Angelis, palla dentro, intercettato il passaggio e scagliato lontanissimo, addirittura fuori dalla recinzione, in fallo laterale. Altro pallone in campo, si tratta di calcio d'angolo, scusate, non di fallo laterale, battuto morbido sotto, Paoli di testa, lascia il portiere con i piedi, lungo l'invio, troppo lungo, direttamente dall'altro portiere Zani. Alfonsi si è andato a riprendere la palla dal suo estremo difensore, sbaglia l'appoggio, può ricominciare però da dietro la squadra in maglia nera. Ecco Battaglia che controlla la sua maniera, poi appoggia dentro, riceve ancora, chiusa la triangolazione, buono ancora Battaglia, prova dalle parti della linea bassa dell'area di rigore, il tiro a girare, fuori però. Si rimane sull'1-0 al 24esimo, in un match combattutissimo, specialmente in questo secondo tempo, davvero un match combattuto. Lungo rinvio, svetta di testa il difensore e poi Zani. Alfonsi praticamente in ogni punto del centrocampo, appoggia sul giocatore Battaglia, ancora Alfonsi. Prova stavolta ad andare dentro, l'affondo, attenzione il mancino, alto però, con deviazione, calcio d'angolo. Sta cominciando a scendere anche qualche goccia
quando siamo ormai quasi allo scadere, dove la Roma Calcio 8 mantiene saldo il vantaggio. Qualche problemino lo vedete a terra per Goletti. Speriamo nulla di grave, si rialza l'estremo difensore della Roma e dice che è tutto ok. Calcio d'angolo che verrà battuto alla destra dello stesso Goletti, dentro forte, direttamente dall'altra parte, non la tocca nessuno. Calcio di rinvio dal fondo per la Roma, che può amministrare, deve forse anche fare di tutto per mantenere il possesso di palla, dal momento che si trova in vantaggio per 1-0. Giacinti il tiro, controlla ancora Goletti vediamo, cerchiamo di capire se c'è calcio d'angolo o meno, mentre comincia, ripetiamolo, a scendere qualche goccia di troppo qui sul campo del Garbaglia. No, non è calcio d'angolo, questo l'abbiamo capito, per cui si riprende con la rimessa in gioco da parte del portiere. Lunga, potente, con le mani. Seferi ha controllato vicino alla linea del out, combatte una spinta, mantiene il possesso di palla, si gira molto bene Seferi, però ancora in possesso di palla, alla fine viene fermato e Giacinti può ripartire appoggiando a sinistra su Alfonsi, che poi va dentro sul numero 9, si torna dalle parti di Battaglia, molto bene con un numero, si gira ancora con la suola del piede, Battaglia, il tiro di sinistro al lato di poco. Bella l'iniziativa, lo spunto personale di Battaglia, palla che è terminata però al lato. Quando manca ormai davvero poco, il nostro cronometro segna 27, qualcosina ancora da recuperare forse. Da quel lato ancora cambio di passo di Seferi, interessantissimo. Però fermato tutto perché c'è un calcio di punizione per la Roma. Non abbiamo capito cosa è successo in questa circostanza, ha battuto comunque il calcio di punizione. Giacinti mantiene la palla, rischia qualcosina Giacinti, poi riesce a servire il terzino destro della sua squadra. Ancora Battaglia, fermato in fallo laterale, si combatte, partita molto bella comunque, ancora aperta, 1-0 il vantaggio per gli ospiti, non è finita. Deve provare gli ultimi affondi la squadra in maglia nera, ci prova adesso da sinistra con il pallone controllato dal giocatore che prova a servire dentro, in qualche modo allontana la minaccia, la difesa della Roma. Con la testa non poteva andare lì con le mani il portiere. Giacinti, ancora lui, prova l'appoggio davanti, poi prova un tacco velleitario qui il difensore del De Angelis, la palla che si perde oltre la linea di fondo. Con le mani, come al suo solito, la rimessa in gioco del portiere e in questo istante c'è il triplice fischio del direttore di gara che pone fine al match sul campo del Garbaglia. Finisce 1-0 per la Roma Calcio 8 in una bella e interessante partita tirata fino alla fine, dove con questa vittoria allungano proprio sul De Angelis, i ragazzi della Roma, portandosi a più 5 in questa 17ª giornata della Serie A2. Buonasera e ben ritrovati amici di Fanner. In via Re di Puglia, sul campo del Garbaglia, FC De Angelis e Roma Calcio 8 stanno facendo il loro ingresso in campo per fronteggiarsi nella 17ª giornata di Serie A. In 4 precedenti l'FC De Angelis non è mai riuscito a battere la Roma Calcio 8, 3 sconfitte ed un pareggio a favore dei giallorossi. È il computo storico tra le due formazioni. Anche la gara di andata terminò a favore degli uomini di Rossi, che si imposero con un altisonante 5-1. Oggi le due compagini si ritrovano con i padroni di casa dietro di appena 2 lunghezze.
vittoria quindi che consentirebbe il sorpasso. Chissà che non sia la volta buona affinché Minotti e compagni possano sfatare quel tabù che porta il nome di Roma Calcio 8. Squadre, come vedete, già in campo, disposte nei classici saluti prepartita. Da oggi per questa settimana novità della Serie A, se non andiamo errati, ci sarà un terzo arbitro a dar manforte ai due colleghi. Non sappiamo in realtà se questo è dovuto agli ultimi episodi capitati nella scorsa settimana, quando durante un match della Serie A ci fu quella che possiamo definire una scazzottata vera e propria, per cui 3 saranno i direttori di gara, come al solito 2, ovvero uno per ogni metà campo, e il terzo siederà tra le 2 panchine e appunto controllerà che tutto vada avanti regolarmente e nella calma più totale. Intanto, come vedete, le squadre già disposte sulle rispettive metà campo. Da sinistra verso destra c'è la Roma Calcio 8 in completo giallo-rosso, con maglietta giallo-rossa, calzoncino bianco e calzettone giallo. Dall'altra parte chiaramente rispondono i ragazzi del De Angelis con la maglia nera, calzettoni altrettanto neri e calzoncini bianchi. La partita nel frattempo è cominciata con il De Angelis che si trova in possesso di palla. Alfonsi prova subito il primo lancio, per nessuno però, e sarà il primo fallo laterale della gara, quello battuto dalla Roma Calcio 8. Il controllo mette giù il numero 16 che allarga tutto dall'altra parte sul suo compagno di reparto d'attacco, che ha provato a rimettere avanti, per nessuno. Ne approfitta l'FC De Angelis, che ricomincia da dietro con il numero 3 Lembo, che allarga a destra molto bene, ha messo giù il compagno di squadra molto bene altrettanto. Alfonsi subito cerca di destreggiarsi in mezzo al campo, poi ha appoggiato davanti sul numero 22 che alla fine non controlla bene e il portiere avversario può rinviare. Partita iniziata da pochissimo, siamo appena al terzo minuto di gioco. C'era stato in realtà l'assegnazione di un calcio di punizione per la Roma Calcio 8, che verrà battuto dal versante sinistro. Lungo col mancino, anzi lunghissimo, a cercare l'attaccante che con la testa prolunga la palla, che va poi a terminare in fallo laterale dall'altra parte. No, era in realtà rimessa da fondo campo, quindi il portiere Zani che ha rimesso in gioco con le mani. Si combatte in mezzo al campo, fa ordine la Roma Calcio 8, ha messo un buon pallone, numero 11 che l'appoggia e si ricomincia da dietro su Paoli che da avanti ci prova a venire dentro la Roma Calcio 8. Buona l'azione insistita e in qualche maniera la palla che termina in calcio d'angolo. Liotti dal punto di battuta alla sinistra di Zani, va basso dentro e la palla che termina comodamente nuovamente tra le braccia del portiere Zani, che ha già rimesso in gioco FC De Angelis nel suo reparto difensivo, che cerca di fare ordine, cerca di costruire una manovra. Ci prova con il solito Alfonsi che ha allargato a destra, si torna per vie centrali con Battaglia che aveva toccato di nuovo per Alfonsi dietro. Alza la testa Alfonsi con estrema calma, dialoga con i compagni, riceve ancora palla. Battaglia poi decide di andare lungo sul versante destro, dove Roberto De Angelis, senza pensarci due volte, aveva gettato il pallone nel centro. Per nessuno però, lungo, di nuovo la Roma Calcio 8, controlla lungo il versante destro. Contrastato qui il controllo di palla da parte del numero 16 che si gira molto bene però, può fare ordine, allarga a sinistra, ci prova dalla fascia sinistra a venire avanti la Roma Calcio 8, però sarà fallo laterale tutto dall'altra parte. Partita viva, interessante, squadre che chiaramente ancora si studiano, però abbiamo visto già che non disdegnano, hanno voglia di fare bene questa sera, si capisce. Comunque ci provano adesso per vie centrali i giallorossi con il suo numero 11 che fa tutto da solo. La conclusione, c'era stata anche qualche deviazione, poi la palla tra le braccia di Zani che ha rimesso in gioco.
Si ripartirà con questo calcio di punizione sul pallone, chiaramente c'è Alfonsi, l'alieno, così soprannominato, un po' da tutti ultimamente per le sue ultime prodezze. Buona l'apertura adesso a destra, ha messo molto bene giù il pallone, l'esterno di centrocampo con il mancino, trova ancora il compagno che cercava il controllo, poi la perde, contropiede della Roma Calciotto, interessante, il numero 10, allarga a sinistra, vertice dell'area di rigore, controlla bene la sfera e poi il calcio verso la porta, palla leggermente alta, primo sussulto per i giallorossi. È stato Liotti, se non andiamo errati, a concludere verso lo specchio della porta difesa da Zani. Comunque De Angelis che cerca di ripartire dal proprio comparto difensivo, la palla adesso dentro, qualche rischio lì in mezzo. Decide addirittura di provare la conclusione in porta, attenzione alla traversa! Dalla sua difesa ha provato il tiro e la traversa colpita, poi era tornato sul pallone l'attaccante che aveva calciato fuori. Incredibile l'iniziativa del difensore del De Angelis, aveva visto il portiere leggermente fuori dai pali, aveva fatto bene a tentare, traversa quindi. Si rimane sullo 0-0, 6 minuti di gioco, Alfonsi in possesso di palla, ricomincia da Zani. Per nessuno, avanti con la spalla. Ci prova la Roma e conquista un fallo laterale sotto la nostra postazione. Battuto in mezzo. Il capitano mette giù bene la sfera, da solo, supera un uomo, ne supera un altro, allarga molto bene, bella l'iniziativa del capitano della Roma, della Roma Calciotto, che tiene ancora palla, eccolo ancora a cercare il pallone, Seferi, o Seferi, nulla di fatto però, ancora dalle parti di Alfonsi che cambia passo, accelera, appoggia su un compagno, riceve ancora palla. Giostra il pallone in mezzo al campo, ricomincia dal suo centrale di difesa. Si ritorna da Alfonsi, che alza la testa, prova la conclusione, al lato però. Partita quindi, lo ripetiamo, piacevole, sembra sempre diventarlo di più con il passare dei minuti. Partita vera, squadre che vogliono, ci tengono a fare bene, si capisce, buona anche l'intensità. Adesso l'FC De Angelis ricomincia da dietro con Valentino che finché ha potuto ha tenuto la palla, poi l'ha servita a un compagno, riceve ancora, cambia gioco lungo il versante destro, il controllo con il mancino del giocatore Battaglia che la perde, sarà fallo laterale però ancora per loro. C'era stata chiaramente una deviazione. Buona adesso la manovra orchestrata in questo istante da Alfonsi che riceve ancora palla, la controlla con entrambi i piedi. Buono il triangolo qui tra i due, poi l'ultimo passaggio sbagliato, ne approfitta la Roma a ripartire in mezzo al campo. Il numero 8 provava l'inserimento, provava a cercare l'inserimento dentro e poi ci riprovano ancora, tiro deviato, calcio d'angolo. Si gioca per il momento ad armi pari. Ricordiamo come azioni veramente pericolose la traversa del De Angelis e un paio di buone folate della Roma. Adesso ancora Zani con il braccio, rischia qualcosina il De Angelis in difesa, poi riesce a ripartire. Ci aveva pensato Meddi, il lancio lungo, lo controlla l'attaccante che si gira, rimpallato il suo tiro 2 volte, sarà... No, non è nulla, si riparte con Goletti. Lungo il versante sinistro, il cross è basso, troppo lungo per nessuno, se non per Zani, che appoggia di nuovo sul terzino Lembo, che chiama i suoi. Poi dialoga con il reparto, con il compagno di reparto. Si muove bene il De Angelis, adesso cerca di costruire la palla dentro a cercare ancora una volta Meddi, che guadagna un buon calcio d'angolo alla destra di Goletti. Ma proprio Meddi sul pallone vicino a lui c'è Alfonsi, la battuta di Meddi sul secondo palo a uscire, svetta di testa il numero 5 della Roma, allunga il pallone in fallo laterale già battuto. Alfonsi, passano sempre da lui i palloni
e poi la conclusione stavolta veramente sbagliata, ha preso con l'interno del piede. Qui il giocatore Battaglia ha colpito un po' male il pallone, palla al lato, si riparte con la Roma calcio 8, quindi nel suo reparto difensivo. La perdono ancora Alfonsi, la conclusione, Goletti si sdraia e blocca la sfera. Chiaramente tutti sappiamo le doti di Alfonsi, specialmente quando si tratta di scagliare la palla verso la porta, per cui bisognerà stare attenti. Attenzione, Seferi aveva provato da solo ad andare, ancora riconquista la palla molto bene da solo col mancino, la tiene Seferi, il tiro, grande intervento di Zani, non è finita, sì, palla fuori, grande intervento di Zani. Era stato molto bravo anche Seferi a controllare la sfera finché aveva potuto. Combatte ancora l'attaccante più prolifico della Roma calcio 8. Non riesce adesso a uscire dalla propria difesa il De Angelis, pressa molto bene la Roma, sta schiacciando l'avversario in questi frangenti. E adesso invece si riparte dalle parti di Goletti. Battuto il fallo laterale, Seferi controlla e allarga a sinistra sul compagno di squadra che controlla a sua volta la palla, cerca di entrare, una serie di finte, ma sul fondo mette giù una deviazione. Ancora qualche brivido per la difesa del De Angelis, che riparte però con Alfonsi chiuso tra 3 giocatori addirittura. Ha recuperato molto bene la Roma e poi spazza via il difensore in maglia nera. Quindi partita che sta ulteriormente crescendo di intensità. Attenzione all'iniziativa personale ancora del capitano Seferi, deviato in angolo il suo tiro. Umidità pazzesca qui sul campo del Garbaglia, forse la palla è anche un po' scivolosa. Battaglia controlla la palla, poi c'è un fallo a suo favore e si può sistemare in campo la squadra in maglia nera, usufruendo di questo calcio di punizione. Sul pallone va lo stesso Battaglia, che dice ai suoi di salire, logicamente. Poi batte vicino a sé però i ragazzi del De Angelis. Prova dentro, il controllo buono dell'attaccante che ha servito Alfonsi, la finta di Alfonsi, interessante, allarga la palla l'alieno del De Angelis, riceve ancora, con un altro tocco riesce a fare ancora sul pallone, a controllare bene la sfera, da solo Alfonsi si allarga, poi provava in mezzo, la perde, attenzione, pericolosa questa iniziativa adesso della Roma, la palla a sinistra, allargata bene, e poi Seferi non riesce all'ultimo a liberarsi del portiere, ancora riceve Seferi, però in area di rigore, esce Zani, il tiro, ancora un grande intervento di Zani però, veramente brividi comunque per il De Angelis, buona la Roma adesso. Un'azione insistita con il solito Seferi, grandi 2 interventi del portiere del De Angelis e qui la conclusione, colpita male la palla. Si riparte con Battaglia, ancora appoggia male però Seferi, la deviazione e il vantaggio al 14esimo della squadra ospite, 1-0. Era da un po' che ci provavano i ragazzi in maglia giallorossa, stavano cominciando a salire veramente di intensità, stavano più volte scendendo dalle parti del portiere Zani e attenzione, c'è una conclusione improvvisa con, se non abbiamo visto male, con un calcio d'angolo, sì è così, dicevamo era un po' che si facevano vedere sotto, no, non è calcio d'angolo in realtà, non c'è stata nessuna deviazione, si riparte con Goletti, Seferi mette giù molto bene, si gira altrettanto bene, una scheggia, Seferi si allarga, poi viene chiuso bene da Battaglia, qualcosina da dire con Battaglia, Seferi, chiarimento subito tra i due, è tutto a posto, è tutto a posto.
Zani lungo con le mani, di petto interviene Pisapia che si provava ad accentrare, poi con un tocco sotto lungo il versante sinistro, ancora la Roma in possesso di palla, ancora buono il passaggio dentro, troppo lungo, poi alla fine Zani. Battaglia, controlla e poi va lungo. Si allarga a Seferi, riceve palla adesso, lungo il versante destro, con il solito mancino, controlla molto bene. Poi allarga completamente dall'altra parte, molto buona adesso l'azione della Roma, insistita, siamo ancora da quelle parti. Con il numero 7 Gross che aveva controllato, ricomincia da dietro. Attenzione solo Gross, la conclusione! Ancora Zani, calcio d'angolo. Sembrerebbe adesso rendersi sempre pericolosa la Roma ogni volta che viene giù dalle parti di Zani. Calcio d'angolo che attraversa tutta l'area di rigore e termina in fallo laterale dall'altra parte, per fortuna del De Angelis. (17 minuti primi, 1-0 per gli ospiti sul campo del Garbaglia). Battaglia non sa bene cosa fare col pallone, quindi decide di andare vicino a sé. Lembo aveva toccato ancora, adesso la difesa del De Angelis che prova a riorganizzarsi. Battaglia, basso dentro, Alfonsi, la palla era per lui, non riesce ad arpionarla. Seferi, ancora lui con il solito mancino. Seferi poi va con il destro a mettere dentro, rimpallato il suo tentativo di cross. Parte di nuovo Alfonsi, palla al piede, la finta, si allarga con il mancino, poggia su un compagno, palla dentro, respinta. Si chiudono le maglie della Roma. Si chiudono anche bene perché è stata annientata qui l'iniziativa della squadra di casa. Paoli alla battuta di questo out anticipa il difensore De Angelis, permette al compagno di recuperare la palla. Zappellini non era riuscito a controllare la sfera. Con il petto, Battaglia. Alfonsi. Toccato da dietro. Sarà calcio di punizione per il De Angelis che ne approfitta per riorganizzarsi, per salire un po' più che altro. Sul pallone ovviamente c'è Alfonsi. Vediamo cosa fa. Due uomini in barriera per la squadra della Roma. Il numero 10 davanti alla nostra postazione prende la mira, tiro basso e poi interviene il portiere che si distende e devia in calcio d'angolo. Buona l'iniziativa comunque di Alfonsi, sempre imprevedibile. Alla destra di Coletti, il numero 6 va a battere questo angolo, basso, a uscire. Giacinti ricomincia da Zani. Ancora Giacinti. L'alieno si è andato a riprendere la palla nella sua difesa. Cercare di dare una mano a riorganizzare la manovra in questo momento difficile per il De Angelis. 19 minuti primi, 50 secondi, 1-0 per la squadra ospite. Lancio lunghissimo, Seferi mette giù bene col mancino. Provava a superare il diretto avversario. È stato fermato in fallo laterale. Paoli l'ha battuto. Azione un po' dura forse lì dietro. Poi Alfonsi la riperde, Gross allarga a sinistra sul numero 11 Indelicato che ricomincia da dietro. Buona la manovra adesso della Roma. Ancora con Paoli che appoggia avanti sul solito Seferi. Fermato tra due giocatori, alla meglio il terzino del De Angelis. E poi il numero 3 che con calma, pazientemente fa ripartire i suoi. Alfonsi,
allargato su Battaglia. Battaglia contrastato, poi il pallone rimane in campo, si era alzato a campanile. Sanzionato un calcio di punizione per la Roma. Dicevamo, grande umidità sul terreno di gioco del Garbaglia. Non fa freddissimo, ma l'umidità è molto evidente. Si riparte quindi con Alfonsi che mette giù, cerca il taglio dentro, pesca il compagno. Buonissima la finta con la suola del piede qui del numero 6, poi allarga. Tutto dall'altra parte adesso il De Angelis. Battaglia, il controllo, la finta, un tunnel. Molto buona l'iniziativa, la palla dentro! E per poco Meddi doveva solo spingerla dentro, non ci riesce, si rimane sull'1-0. Sì, è stato più che altro un errore quello di Meddi, perché da lì forse avrebbe dovuto fare un po' meglio. Comunque, si ritorna a giocare dall'altra parte, recupera la palla però il De Angelis. Dentro ancora Meddi, fermato un po' duramente, però è ancora la squadra in maglia bianconera, in maglia nera, pardon, a controllare la palla. Vabbè dai ragazzi, avvizio così ragazzi! Dai, Ricordiamo che con questo parziale intanto si è battuto il fallo laterale e il De Angelis può ripartire dalla sua retaguardia. Dicevamo, ricordiamo che le squadre erano separate da appena 2 lunghezze in classifica. Chiaramente con questo parziale allungherebbe ulteriormente la squadra della Roma. Però la partita è ancora lunga, siamo al 22esimo del primo tempo, con Alfonsi che lancia dentro, capisce tutto Paolì. E ancora qualche brivido lì dietro però. Non è finita. Portiere che usciva a valanga. E si riprende proprio con un suo rinvio. Si gira bene, serve Seferi che chiede sostegno ad un suo compagno dietro, esattamente al numero 8 Liberti, Paolì. E poi ancora tutto dall'altra parte sul numero 10 Liotti che la controlla, si accentra ancora, poi appoggia su Paolì che intanto era salito. Paolì che ricomincia dietro su Cossu. Cossu ancora a cercare l'inserimento del compagno che poi con il tacco prova a fare una cosa deliziosa che solo per merito di Zani non finisce in rete. Aveva provato con il tacco. Ancora la Roma calcio 8 però, sempre da destra con Liotti. C'è giù un giocatore, speriamo nulla di grave, si guarda attorno, prova Liotti la conclusione, alta. Manca davvero poco alla fine della prima frazione di gioco, siamo al 24esimo minuto di gioco. Ricordiamo anche il parziale qui sul Garbaglia, 1-0 per la Roma calcio 8 sul De Angelis. Zani con le mani. Battaglia con calma, fianco a ricevuta adesso da suo compagno di reparto. Lembo. Ancora Giacinti, ancora per Lembo. Viene avanti finché può, poi la spizzata qui di testa dell'attaccante del De Angelis. Palla però al lato. Quindi Paolì, contrastato l'attaccante della Roma che ha allargato a destra sul solito Seferi. Paolì. Paolì ha battuto sotto la nostra postazione, mette giù Gross che controlla e prova con il mencino di poco al lato. Alfonsi, possesso di pallone. È tornato anche l'attaccante a dar manforte dietro alla ripartenza del De Angelis. Battaglia, lascia per Alfonsi. Alfonsi con il dialogo con il compagno, poi addirittura Alfonsi va a recuperare una palla nelle retrovie della sua squadra.
e Zani con il mancino fa ripartire Giacinti. Meddi basso con il sinistro, intercettato il suo tentativo di passaggio, buonissima la finta e poi c'è un fallo giustamente sanzionato dal direttore di gara. E nel calcio 8 da quella posizione non si sa mai. Vediamo sul pallone il ragazzo Pisapia, vicino a lui c'è un compagno, adesso non possiamo dirvi chi è, non vediamo il numero. 3 uomini in barriera per il De Angelis, gestiti da Zani. Questo calcio di punizione al 26esimo minuto di gioco. Va Pisapia alla rincorsa, il mancino, il tiro deviato. Calcio d'angolo alla sinistra di Zani. Paoli, no, è fallo laterale, non calcio d'angolo, già battuto comunque. Ancora Paoli, con le mani dentro l'area di rigore, capisce tutto Giacinti. Attenzione ancora, grosso il tiro, era già stato sanzionato un calcio di punizione dall'arbitro, quindi la palla in rete, ma per un nulla di fatto, si rimane sull'1-0, battuto il calcio di punizione, molto lungo. Paoli sta facendo un buon lavoro su quella fascia. Seferi, il controllo, mantiene il pallone con un tunnel, supera un avversario. Poi c'è un calcetto involontario. E sarà comunque calcio di punizione per il De Angelis. Sul pallone Alfonsi. Si attende il fischio dell'arbitro perché è stata chiesta barriera. Si sgola Goletti, 2 uomini in barriera per la Roma. Quasi tutto pronto, Alfonsi, la rincorsa, il tiro respinto, calcio d'angolo. Ma è finito! Ma quanto ha dato per recupero? Battuto dentro, svetta il centrale di difesa, palla fuori e in questo istante viene fischiato la fine del primo tempo. Quindi al 28esimo con un bel po' di recupero pone fine alla prima frazione di gioco il direttore di gara. Parziale di 1-0 per la Roma Calcio 8 sui ragazzi del De Angelis.